credo che ognuno di noi è proprio un po' affaticato, stanco, oppresso da questo mondo che non solo è variegato ma è avariato. E se a compiere questo gesto così grave fosse stato mio figlio, che ho sempre cercato di educare al rispetto, al servizio, alla bontà, come mi sentirei adesso? Sono domande e riflessioni che scuotono le coscienze, quelle che Don Alberto Arcicasa fa all'intera comunità di San Stino di Livenza nel giorno dell'ultimo saluto a Chiara Guerra, la donna uccisa dal nipote 17enne con 42 coltellate prima di essere caricata su una carriola e gettata nel canale che costeggia il paese. Era l'11 giugno scorso. Parla di una morte che esige rispetto, Don Alberto, specie quando diventa una tragedia per tutti. Noi oggi siamo qua con un profondo rispetto per Chiara, ma anche per Roberto e la sua famiglia colpita da questo duplice dolore. In chiesa e poi a seguire il feretro c'è proprio Roberto con la moglie e l'altra figlia, poco distante il sindaco Gianluca De Stefani a rappresentare un paese ancora scioccato. A San Stino sono ore di lutto cittadino, mentre sull'altare prende la parola il mondo di Chiara, quello della scuola, dell'istituto comprensivo locale, a partire dai suoi amati alunni che per l'intera cerimonia hanno indossato delle magliette blu con stampati nomi, cognomi e numeri come un lungo appello. Lei ci ha insegnato soprattutto ad essere persone migliori. Ci diceva sempre che la vita è il dono più prezioso che abbiamo, che è il dono più prezioso che abbiamo e che ogni giorno va vissuto con coraggio, rispetto e gratitudine. Ci mancheranno la sua voce, le sue risate, la sua gentilezza e quel modo speciale che aveva di rendere la scuola un luogo in cui sentirsi accolti. Ci sono poi le colleghe, diventate con il tempo amiche, le prime a lanciare l'allarme per la sua scomparsa non vedendola arrivare a scuola per gli esami di terza media. Chiediamo che il tempo non cancelli emozioni ed esperienze e che ci faccia dono di saggezza. Ciao, Chiara. Il saluto arriva nel giorno in cui Chiara avrebbe compiuto 53 anni, una coincidenza maledetta in un giorno già difficile e ancora carico di inquietudini. Siamo tutti un po' colpevoli di essere presi dietro le nostre cose. Ma quanto tempo realmente dedichiamo all'ascolto,